Parliamo di futsal. Siamo in collegamento con Andrea Scarpa, head coach del futsal Marco Polo. Innanzitutto, coach, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a lei, grazie dell'invito. Allora, coach, facciamo un bilancio della stagione che è terminata da poco, sia per quanto riguarda la prima squadra, sia per quanto riguarda il settore giovanile. La prima squadra, che dire, è fiore all'occhiello di questa stagione, dal momento che avete conquistato la promozione in Serie B. Eh sì, abbiamo fatto la promozione, era 3 anni che ci lavoravamo, abbiamo deciso alla promozione tra la C2 e la C1 che in 3-4 anni volevamo puntare ad entrare sul nazionale e ci siamo riusciti in 3 anni. Il primo anno siamo stati fuori dai playoff, il secondo anno siamo arrivati in finale playoff e il terzo anno siamo riusciti a fare la promozione diretta con la vittoria del campionato. Che cosa ha fatto la differenza, a parer suo, nella stagione conclusa da poco, appunto, rispetto alle stagioni precedenti? È difficile dirlo, però credo sia una continuazione del lavoro fatta l'anno prima. L'innesto di un paio di giocatori nuovi, una programmazione più ampia e la cura dei dettagli. Penso sia stata quella lì. Dopo, a livello programmazione, sicuramente c'è stato di più, però credo che molto sia dovuto a ancora più impegno da parte dei ragazzi, ci credevano ancora di più e ci sono riusciti, il merito è loro e io metto le idee, loro mettono tutto il resto. Certo, ora per affrontare il campionato di Serie B, ovviamente tutt'altra categoria, tutt'altri giocatori, immaginiamo che dovrete apportare dei correttivi in meglio alla squadra per alzare l'asticella. Esatto, stiamo cercando di inserire un paio di giocatori di livello superiore o che possono dare una mano ad alzare il livello attuale della squadra. Uno l'abbiamo già individuato, il secondo stiamo parlando. E dopo credo che la squadra possa competere in Serie B. Non so, il livello degli avversari, però diciamo che vogliamo dire la nostra, sicuramente come obiettivi inizialmente sarà di mantenere la categoria, dopo scopriremo durante il campionato dove potremo arrivare, però ovviamente da neopromossi dobbiamo pensare a mantenere la categoria. Indubbiamente. Per quanto riguarda invece le giovanili che lei segue, anche lì vi siete tolti delle belle soddisfazioni. Sì, le giovanili stanno crescendo molto, siamo contenti del percorso che stanno facendo, dai più piccolini fino all'Under 15, Under 17 stanno facendo ognuno il suo percorso. Con i più piccoli abbiamo concluso l'anno portandoli a fare un torneo a Tortoreto, che è un torneo comunque importante a livello nazionale, abbiamo fatto due primi e due secondi. Quindi è stata una bella esperienza anche per i ragazzi di far 3 giorni via e anche i risultati in campo hanno detto che comunque stiamo migliorando, stiamo cercando di crescere e qualcosa di bello sta venendo fuori. Diciamo che comunque i ragazzi stanno assimilando bene quello che è il concetto di futsal della società del Marco Polo. Sì, siamo convinti di questo, abbiamo molti feedback positivi del lavoro che stiamo facendo e tutti gli allenatori stanno dando il massimo per avere un'idea comune, un'idea di crescita comune, degli obiettivi comuni e comunque la cosa principale è la crescita di ogni giocatore con la speranza che possa un giorno arrivare in prima squadra. L'idea principale è quella lì. E poi i risultati possono venire, non possono venire, però l'importante è la crescita. Noi lavoriamo tanto su quello che poi hai annate dove magari crescono prima, annate dove crescono dopo,
Quindi è importante riuscire a capire i vari momenti di ogni ragazzo che ha, sia nello sport che nella vita, perché dopo anche i ragazzini più piccoli hanno i cambiamenti di scuola, tutte queste cose qua che possono influire sulla crescita sportiva anche. E gli diamo una mano ad avere tutti i mezzi possibili per poter crescere. Questo è una cosa fondamentale che stiamo lavorando sul settore giovanile. L'ultima cosa importante che abbiamo innestato un paio di settimane fa è avere un match analyst anche per il settore giovanile, così da poter utilizzare anche dei dati o dei video utili alla crescita sempre della squadra e del singolo. E questo è sicuramente molto importante. Ultima cosa, ma non ultima in ordine di importanza, si stanno svolgendo in questi giorni anche i camp estivi, come stanno andando? Stanno molto bene, siamo molto soddisfatti di come stanno giocando i ragazzi, si stanno divertendo, stanno seguendo un programma con 2 professionisti. Abbiamo fatto questa scelta per poter continuare il lavoro invernale anche d'estate per chi aveva piacere dei bambini e ragazzi che hanno chiuso l'anno a giugno, quindi avere la possibilità di fare anche un po' parte estiva in campo e comunque sempre col pallone tra i piedi. Se gli diamo il pallone tra i piedi, loro hanno la possibilità di divertirsi e migliorare, se non glielo diamo è difficile. Chiaro. Immaginiamo che sia anche un modo per far conoscere questo sport, innanzitutto per farli, come ha detto lei, divertire e poi, perché no, che diventino anche loro, se piace, se dimostrano di avere magari del talento, della continuità, che possano far parte della vostra grande famiglia. Sì, sicuramente qualche ragazzino, qualche bambino arriva anche per merito dei centri estivi, perché comunque scoprono un ambiente diverso, se magari arrivano dal calcio, arrivano su uno sport diverso, glielo fai conoscere, loro sono entusiasti perché magari riescono a capire che hanno sempre il pallone tra i piedi, che si divertono di più, anche se gli spazi sono più ristretti, di magari un confronto con il calcio o con un altro sport. E ogni tanto effettivamente ne salta fuori qualcuno anche di bravo e dice che gli piace, che vorrebbe provare e quindi perché no, lo inseriamo dentro le squadre a settembre e poi fa il suo percorso. Chiarissimo. E dunque, per averci parlato dell'annata conclusa da poco, l'annata sportiva, delle prospettive per la prossima, sia per quanto riguarda la prima squadra che per quanto riguarda naturalmente i più giovani, le giovanili, ringraziamo di cuore l'head coach del futsal Marco Polo, Andrea Scarpa, per essere stato con noi. Grazie a lei per l'invito e buona serata.